la semplicità in questa ricetta e la sua riuscita, cioè deve essere replicabile a tutti coloro che vogliono poi produrla per il loro negozio e venderla. Disciplinare molto ristretto sugli ingredienti da utilizzare, sul metodo di cottura, sul metodo di conservazione, sulla scatola dove deve essere venduta, sul prezzo che deve essere uniforme a tutti e soprattutto anche sulle dimensioni dello stampo. Io posso farlo come dolce da piatto oppure, perché no, ne parlavamo prima, chi ha un sito e-commerce, perché no farla conoscere anche dall'altra parte d'Italia e del mondo, cioè non solo ai turisti che hanno la fortuna di venire qui nelle zone di Asolo e dintorni, ma anche a coloro che magari non vengono e con un semplice clic possono acquistarla. È importante che a promuovere un prodotto del territorio, per promuoverlo bene, per prima siano coinvolti gli amministratori e chi nel territorio ci vive, per cui tramite gli amministratori anche i cittadini che conoscono il prodotto e che lo promuovino anche nella loro vita quotidiana e soprattutto magari anche nelle interazioni con i turisti, o comunque in ogni caso è importante che far sinergia sia tra gli amministratori, i produttori, le associazioni di categoria perché questo progetto si allarghi sempre di più, insomma. Con la Coldiretti stiamo lavorando molto in questo anno sia per migliorare il prodotto attraverso i produttori loro, sia per promuoverlo tra i nostri soci e tra i loro soci, perché adesso molto del turismo si muove negli agriturismi, per cui sono loro che hanno il contatto con i turisti, sono loro che devono spiegare com'è il progetto, da dove nasce il dolce e perché è importante che il turista se lo porti a casa, insomma. Per quanto mi riguarda, il grande obiettivo quotidiano è quello di fornire alla nostra scuola, tramite la nostra scuola, un Maffioli che per mission è aperto dichiaratamente al territorio, in sinergia con il territorio, il fatto di costruire insieme conoscenze che portino a delle effettive e altrettanto reali competenze da spendere nella vita di tutti i giorni. Questo per grandi e piccini, i nostri alunni, studentesse e studenti devono avere dal Maffioli il meglio del meglio. Mio grande obiettivo quotidiano è fornire loro tutti e più degli elementi che permettano di trasformare il loro progetto di vita in un'opera d'arte da spendere nel tempo a venire.